Heather McPallister. Guardando il cellulare posso dire con certezza che mi ha chiamato in varie occasioni. Alle 9:46 del 23 dicembre, conversando con me per oltre 40 minuti. Ci siamo risentiti il 25 dicembre alle 10:04 e abbiamo parlato per oltre 39 minuti. Della sparizione di Liliana in prevalenza. Lui mi ha anche confessato che aveva avuto una relazione con lei che riguardava i primi anni '80. Sono rimasto stupito di questa confessione e le dico di esserci rimasto anche male perché ritenevo Liliana lontana da questo tipo di dinamiche. Nella telefonata del 25 dicembre gli ho esposto il progetto che avevo in mente, riferibile alla perlustrazione del tragitto, Monte Spaccato, strada di Basovizza, via Damiano Chiesa, stazione di Guardiella, e lui nell'occasione si è offerto di accompagnarmi. Siamo rimasti d'accordo di trovarci al bar Birabora, di Rotonda del Boschetto, previa telefonata. Il 26 dicembre Claudio mi chiama alle 8:47 e ci siamo accordati sui dettagli. Nel tragitto abbiamo parlato di Liliana. Ricordo che aveva fatto riferimento al fatto di aver parlato con Liliana e che la stessa le aveva parlato in modo generico di aver pensato alla possibilità di suicidarsi. Claudio mi aveva detto che Liliana aveva preso in considerazione di suicidarsi con i farmaci che suo marito teneva in casa, dal momento che lui ne aveva a disposizione molti. Non ha detto a quali farmaci faceva riferimento. Che poteva trattarsi di una chiacchiera, di un pourparlers. Non credo che Liliana pensasse seriamente a quell'ipotesi. Mi ha detto che quando il marito usciva di casa, lei era solito chiamarlo o gli mandava un messaggio. Mi ha detto anche che il martedì in cui Liliana è scomparsa, lei doveva andare in via Battisti, al negozio della Wind, e poi doveva sentirlo e probabilmente vederlo. Dal momento che Liliana non lo aveva contattato al telefono, come stabilito, Claudio mi ha detto che ha provato tante volte a chiamarlo senza ricevere risposta. Ha smesso di chiamarla solo quando alla telefonata ha risposto il marito, al quale, per la sorpresa di sentirlo, non ha proferito parola. La GoPro 9 di Sebastiano non è mai stata né sequestrata né periziata. I video li hanno presi dal telefono di Sebastiano, dove lui li aveva scaricati. Non l'hanno mai vista neppure col binocolo. Inoltre, prima dei filmati di quella mattina, ne aveva già registrati 448, quindi lui l'aveva da tempo. I filmati di quella mattina vanno dal numero 449 al 462, di cui 2 sono stati eliminati.